tavola rotonda. E allora ecco che partiamo con la tavola rotonda dedicata ai diritti linguistici in Europa in relazione alle minoranze linguistiche in Cina. Una tavola rotonda organizzata dall'associazione Gruppo Storici Sociali Storia di Pordenone in collaborazione con la Filologica Friulana e con ovviamente l'Università di Udine e il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali dell'Università di Pordenone. Siamo qui a Palazzo Toppo Wasserman e abbiamo con noi 3 ospiti per i saluti introduttivi e poi 3 relatori. Direi di dare subito la parola al professor Giorgio Alberti, delegato del magnifico rettore dell'Università di Udine all'internazionalizzazione. Subito la parola al professor Alberti. Grazie professor Alberti. Benvenuto a questa tavola rotonda e grazie di aver voluto rappresentare l'Università di Udine in questa tavola rotonda. Grazie infinite. Allora, intanto buonasera a tutti, agli ospiti, a chi è collegato da remoto e a chi è fisicamente presente all'Università di Udine. Benvenuti agli ospiti stranieri presso il nostro Ateneo. Io vi porto i saluti del magnifico rettore, il professor Roberto Pinton, che per altri impegni istituzionali non poteva essere presente questa sera, ma ritengo che il tema che vi accingete a trattare sia di particolare interesse per il nostro Ateneo e penso per la nostra regione, dove diciamo la questione dei diritti delle minoranze e della diversità legata alla presenza delle minoranze è una questione particolarmente sentita e la stessa Università di Udine per la sua storia lo dimostra. In particolare mi premeva sottolineare come un convegno come il vostro, diciamo, riguardi la questione della tutela delle minoranze linguistiche e diciamo, rappresenti un intreccio fra quella che è la storia, la geografia, la letteratura, la sociologia, ma anche la giurisprudenza. Quindi sia un esempio di quella che può essere una collaborazione multi e interdisciplinare in un tema che richiede delle conoscenze, degli approcci molto diversi per arrivare alla fine ad elaborare dei sistemi e delle regole che consentano di diciamo, tutelare i diritti di una minoranza o più minoranze rispetto a quella che è la cultura maggioritaria in un certo paese. In Friuli, io adesso vi parlo in realtà dalla provincia autonoma di Bolzano, ma è un altro esempio dove diciamo la questione delle minoranze è particolarmente sentita, ma sono 2 esempi dove si è riuscito a trovare un sistema, un approccio che secondo me diciamo, sta dando i suoi frutti. Quindi vi auguro anche a nome del rettore un buon lavoro e diciamo una proficua discussione su questo tema. Grazie. Grazie infinite professor Alberti, un applauso dal pubblico e direi di dedicarci a sentire il professor Enrico Petterlunger che rappresenta questo centro interdipartimentale per la lingua e la cultura friulana che è stato fondato sulla base di un articolo della legge istitutiva della Università di Udine che abbiamo citato questa mattina a Pordenone, e cioè mi pare l'articolo 26 che ci dice che l'Università di Udine tra i tanti compiti, oltre al compito normale e ordinario di un'università, ha anche quello di promuovere la lingua e la cultura friulana. Grazie al professor Petterlunger che è un caro amico di storia, un caro amico mio personale della filologica e anche friulana. Grazie professor Cevolin per questo invito a portare i saluti che porto appunto a questo convegno con grande piacere. Il CIRF è stato attivato, è stato fondato
più di 25 anni fa, nel 1995, proprio per lo studio e la tutela della lingua friulana, che è una delle lingue minoritarie, ma insomma si potrebbe anche definire maggioritaria in regione, e che merita una tutela che passa attraverso diversi interventi sia legislativi che politici che normativi, che appunto vogliono promuovere questa lingua. L'interesse del CIRF verso questi argomenti è testimoniato anche da dei seminari che sono stati realizzati nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza da parte di un componente del CIRF, il dottor Marco Stolfo, che ha fatto proprio dei seminari specifici sulla European Charter for Regional or Minority Languages, che è un documento europeo che tratta proprio di questi aspetti giuridici molto rilevanti e molto interessanti, per cui questa interazione appunto fra diverse discipline nei confronti delle minoranze linguistiche è molto interessante, molto utile, e l'applicazione anche, o comunque lo studio o l'osservazione di quanto i diritti linguistici vengano promossi o violati nel mondo, per cui adesso stasera si parlerà della Cina, è quanto mai importante e rilevante, per cui anche da parte mia i complimenti agli organizzatori di questo interessante convegno, che continuerò a seguire online, e vi auguro di nuovo il miglior successo per la vostra iniziativa. Fra l'altro ricordo che il professor Civolin è stato vice direttore del CIRF per vari anni, insomma, per cui in qualche modo abbiamo anche questo tipo di colleganza. Bene, buon lavoro a tutti, buona serata. Grazie infinite, un applauso al professor Peter Lunger, che ha ricordato anche questa fatica, perché è una fatica poi alla fine fare attività con tutti, multidisciplinare, con tutti gli altri colleghi. Ecco, l'università non è semplice, ecco, quantomeno, però ovviamente ci unisce sempre un po' lo spirito per promuovere la lingua friulana. E la parola adesso al professor Aureli Argemì da Barcellona, mi pare che sia collegato, ci sta seguendo. È un grande onore avere con noi il professor Aureli Argemì, che è fondatore e presidente onorario del Siemen di Barcellona, che è un punto di riferimento per tutte le minoranze linguistiche nazionali in Europa, e grazie al lavoro che durante tanti anni Aureli Argemì ha fatto, portando persino i diritti linguistici, i diritti dei popoli indigeni alle Nazioni Unite, in Europa e così via, fondando diverse reti. Io ricordo una rete nella quale mi ha coinvolto, che è la rete mondiale per i diritti collettivi dei popoli, che ha sede a Bruxelles, che è un'emanazione un po', è una creazione della società civile, ma è un'emanazione del Siemen. La parola ad Aureli Argemì, che ringraziamo. Grazie, buona serata a tutti. Io incomincio con una cosa che tutti sappiamo per i giornali, che fra poco nella città di Glasgow si terrà la riunione mondiale per parlare del cambiamento climatico e anche per parlare di ecologia. Si parlerà del pericolo che tanti animali, tante piante, tanti fiori spariscano, perché noi stiamo distruggendo il nostro mondo, la ricchezza e la pluralità che distingue il nostro mondo. E si parlerà di fare una politica molto severa, molto attiva, per impedire che tutto questo abbia un futuro, che il futuro sia il recupero di tutte le ricchezze che il mondo ci ha dato. Ma curiosamente e sintomaticamente non si parlerà della perdita, del pericolo, della minaccia che esiste su tante lingue del mondo, cioè dell'ecologia delle lingue, cioè della ricchezza più profonda che ha l'uomo, la sua propria lingua. Non si parlerà di questo perché purtroppo
non c'è la sensibilità che bisognerebbe avere per capire cosa vuol dire perdere una lingua, cosa vuol dire difendere una lingua, per poter capire, approfondire cosa è il mondo e soprattutto per poter capire qual è la dignità e qual è la pluralità che esiste nel mondo come il bene più prezioso. 25 anni fa, nel 1996, esperti di tutto il mondo e curiosamente non esperti per le grandi lingue, ma esperti per i diritti linguistici e soprattutto provenienti di quelle lingue che sono minacciate, si sono messi d'accordo per fare una dichiarazione universale dei diritti linguistici, pensando, augurando che questa dichiarazione possa diventare un giorno una specie di appendice della Dichiarazione universale dei diritti umani. Questo è stato, abbiamo seminato questo e spero che abbia anche un futuro. Noi abbiamo sparso questa dichiarazione per tutto il mondo, abbiamo già qualche risposta positiva, ma non sufficiente per pensare che le cose hanno cambiato. La cosa importante di questa dichiarazione è che bisogna finire con la categorizzazione delle lingue. Noi diciamo ancora adesso che ci sono lingue maggioritarie, sovrane, e lingue minoritarie tutelate, cioè lingue che non diventeranno mai adulte. Noi dobbiamo finire con questo, perché le lingue non hanno diritti. Quelli che hanno diritti sono le persone e le persone siamo tutti uguali. Perciò non ci sono lingue più importanti o meno importanti. Tutte le lingue hanno la stessa importanza. Per poter difendere questo principio, questa dichiarazione dice una cosa molto importante anche. Per rispettare i diritti individuali di ognuno alla propria lingua, bisogna rispettare la comunità come tale che parla, che è specie di dell'ambiente nel quale si sviluppano i diritti umani. Cioè la comunità e i diritti collettivi devono essere sempre presenti per poter sviluppare i diritti umani individuali. È importantissimo questo, parlare delle comunità come condizione. Comunità vuol dire rispettare tutti i diritti delle comunità, e quando dico tutti i diritti, veramente sono i diritti, incominciando per il diritto all'autodeterminazione dei popoli e finendo con tutti gli altri diritti. Allora, se si rispettano questi diritti, si potranno rispettare pienamente i diritti individuali. Questo è quello che la dichiarazione ha detto, ha augurato per fare una politica favorevole a questa ecologia umana che sono le lingue. Spero che il convegno di oggi o questa riunione di oggi serva anche per approfondire questi principi, perché questo per noi, per quelli che parliamo le nostre lingue, è il nostro futuro. Grazie, grazie infinite Aureli, un applauso. C'è la professoressa Vincenta Tasa Fuster che ha molto piacere a salutarti, ed è lei che ha fatto l'applauso per prima, e quindi siamo in ambito di paesi nei quali si parla catalano, valenziano, e quindi introduciamo la professoressa Vincenta Tasa Fuster, che è la prima relatrice, e la introduciamo con un saluto, buon dia a Toton, e buondì a tutti, e partiamo con due notizie solo sulla professoressa Vincenta Tasa Fuster, che è la co-direttrice della cattedra di diritti linguistici della Facultad de Dret dell'Università di Valencia, e come abbiamo detto, anche una partner qui dell'Università di Udine come referente per i rapporti in ambito Erasmus
dell'Università di Valencia con l'Università di Udine. E poi anche ricordiamo solo un recente premio che gli è stato riconosciuto da un ente molto importante che è vicino a un altro ente, un altro soggetto che è qui rappresentato dal professor Federico Vicario, che parlerà dopo della situazione della lingua friulana in evoluzione, e cioè della filologica friulana. La professoressa Vincenta Tasa Fuster è anche accademica dell'Accademia Valenziana della Lingua e come dicevo ha vinto questo premio che gli è stato dato dal Institut de Studis Catalans, che è un istituto con il quale grazie al Siemen anche l'Associazione Storia ha collaborato per 2 o 3 edizioni della tavola rotonda internazionale che Siemen e Storia hanno fatto per circa 10 anni a Barcellona, con la guida, la direzione e la consulenza culturale e tutto di Aurelio Argemì. E quindi ecco l'Istituto de Studis Catalans ha riconosciuto il premio Manuel Ibas alla professoressa Vincenta Tasa Fuster per la sua tesi di dottorato, diritti linguistici e ordinamento costituzionale, sicurezza linguistica contro gerarchia linguistica, uno studio comparato tra Svizzera e Spagna. E l'aspetto importante è che oggi, nella tavola rotonda di oggi, ci parlerà di un argomento molto particolare, molto innovativo e molto collegato alle scienze e tecnologie multimediali, cioè ci parlerà del rapporto tra lingue e intelligenza artificiale e quindi il pericolo per le lingue non egemoniche, come le chiama la professoressa Vincenta Tasa Fuster, in realtà è anche, rosicchia anche quel pericolo altre lingue che sono considerate sovrane e che pensiamo insospettabili e non a rischio. Lo sentirete proprio dalla relazione della professoressa Vincenta Tasa Fuster, che tra l'altro anche su questo argomento, proprio sulle lingue e l'intelligenza artificiale, sta pubblicando un volume di ricerche da lei curato con molti interventi, circa un 10-15 interventi da tutta Europa, e tra l'altro mi ha chiesto anche di fare un piccolo saggio, io ho detto di sì, quindi abbiamo anche l'Università di Udine collegata in questo gruppo di ricerca guidato dalla professoressa Vincenta Tasa, alla quale adesso diamo la parola per la sua relazione, un circa 25 minuti, circa 20-25 minuti, in modo da poi poter chiudere verso le 19:30 come abbiamo previsto. Grazie e facciamo un applauso di benvenuto alla professoressa Vincenta Tasa Fuster. Grazie. Buonasera a tutti, professor Peter Lunger, professore Giorgio Alberti e presidenti, professor e presidente onorari del Siemen, Aurelio Argemì. Buona vesprada, Aureli, un'abbracciata ben forte. Grazie. È un piacere per me incontrarmi qui a Palazzo Topo Wasserman, invitata dal professor Guglielmo Cevolin per parlare di intelligenza artificiale, lingue, diritto e geopolitica e condividere un tavolo con persone illustri come il professor Federico Vicario e il dottor Alessandro Michelucci. Il fatto che il professor Cevolin mi abbia presentata come Vicenza Tassa non devi ingannare, non sono italiana e il mio italiano è pessimo, ma farò la presentazione in italiano perché un amico mio, professore dell'Università di Trento, mi ha detto: devi parlare italiano in Italia, perché per noi un italiano terribile è meglio che un buon spagnolo. Parlerò così in italiano. Lo scopo del mio intervento è quello di proporre una riflessione sull'intelligenza artificiale, la riduzione delle lingue diverse dall'inglese nello spazio digitale, i modelli geopolitici di intelligenza artificiale e le difficoltà del modello europeo eticamente più avanzato per consolidarsi in modo solido, specialmente se non assume la diversità linguistica europea in modo pieno e come valore etico e differenziale.
Capisco che possa sembrare uno sguardo a molte questioni di cui parlare in soli 20 minuti, ma credo che tutte sono correlate e quindi cercherò di trovare il filo d'Arianna che mi aiuti a spiegare le connessioni che penso ci siano tra questi problemi, per cercare di trovare una via d'uscita dal labirinto delle società occidentali oggi tanto accelerate, contraddittorie e tese. Devo prima di tutto ricordare che senza mettere in discussione gli elementi positivi che le rivoluzioni tecnologiche contemporanee hanno avuto nel corso della storia umana, è anche vero che ogni nuova rivoluzione ha contribuito a ridurre significativamente la diversità ambientale, culturale e linguistica del pianeta. Oggi nel sistema digitale c'è una sola lingua chiaramente dominante, che concentra il maggior numero di utenti e soprattutto la maggiore quantità di conoscenze qualificate e anche i migliori strumenti per la comunicazione con le macchine. E questa lingua è l'inglese. Le altre lingue forti per numero di parlanti, cinese, spagnolo, arabo, portoghese, francese, hanno problemi a volte significativi a competere digitalmente con l'inglese ed ad essere lingue di intelligenza artificiale. I problemi si moltiplicano in quelle lingue con un territorio piccolo e un numero limitato di parlanti, anche quando sono le uniche lingue di uno Stato come il ceco, l'islandese o lo sloveno. Ancora maggiori sono le difficoltà quando parliamo di lingue minorizzate, senza sostegno statale o con una ufficialità legale di secondo ordine, come il catalano, il basco o il galiziano in Spagna. E diventano problemi quasi irrisolvibili quando le lingue non hanno ufficialità, sono ignorate dallo Stato o sono molto minori, come il friulano o il bretone in Europa, o come le lingue senza tradizione scritta e da gruppi molto piccoli in tutto il mondo. La rivoluzione digitale avrebbe rafforzato negli ultimi 2 decenni gli scambi linguistici di natura mercantilista e neoliberale, secondo cui l'uso sociale delle lingue nella sfera digitale e nella vita sociale dipende dalle relazioni di scambio linguistico individuale fatte da persone isolate e in un mercato linguistico apparentemente libero, senza regolamentazione o vincoli collettivi. Un mondo digitale in cui gli stati sono impotenti di fronte al potere delle aziende tecnologiche. Pertanto, nello spazio digitale la disuguaglianza linguistica aumenterebbe in termini reali all'interno di Internet e con esso genererebbe anche una disuguaglianza nei diritti linguistici e nelle opportunità digitali. Inoltre, sono fattori che hanno da acceleratori per ridurre il loro uso sociale e farli scomparire. Tuttavia, dato che le possibilità aperte dall'intelligenza artificiale sono necessariamente plurali, non dobbiamo dimenticare che può anche facilitare un significativo sviluppo delle tecnologie linguistiche e a beneficio delle lingue non egemoniche. Infatti, verso la fine del 2017, nel campo della traduzione automatica attraverso l'intelligenza artificiale, c'è un progresso dirompente. La macchina diventa in grado di analizzare il significato delle parole in modo contestuale e l'apprendimento linguistico si avvicina ai modi in cui una persona impara una lingua. L'importante è non riconoscere parole isolate, ma per capire la logica di una lingua. Con molti meno dati rispetto al passato, la macchina può imparare e realizzare opere scritte e orali che si avvicinano al linguaggio naturale, il che ha portato a un numero crescente di saggi, poesie e opere letterarie scritte da macchine con una qualità crescente. Allo stesso modo, la capacità di tradurre oralmente e imparare le lingue attraverso le macchine è migliorata. La qualità e la quantità dei dati rimangono importanti, ma il monitoraggio umano dei processi di apprendimento e la quantità di dati necessari per sviluppare sistemi di apprendimento sono meno importanti
mentre i risultati stanno migliorando. Se la ricerca continua ad avanzare, l'intelligenza artificiale L'intelligenza artificiale linguistica aprirà possibilità per la produzione di applicazioni tecnologiche avanzate per lingue non egemoniche su Internet, assistenti vocali, televisione e tutti i tipi di funzioni. Si apre uno spazio di opportunità, ma per concretarsi in realtà specifiche, in assenza di innovazione e di finanziamenti privati, sarà necessario un sostegno sistematico, ambizioso e stabile da parte delle autorità pubbliche che rafforzi le minoranze linguistiche. Al momento, tuttavia, nell'Unione Europea le istituzioni pubbliche sono dietro il mercato e il mercato è dominato da aziende degli Stati Uniti d'America e ha scarso interesse per le lingue con meno utenti. Ma se l'Unione Europea consolida il suo modello di intelligenza artificiale e incorpora la più recente tecnologia linguistica di intelligenza artificiale, le lingue minoritarie avrebbero l'opportunità di diventare più forti e avere applicazioni digitali al loro servizio. In Spagna, ad esempio, la strategia catalana Catalonia Intelligenza Artificiale si basa anche sull'affermazione dell'importanza delle industrie linguistiche e degli impatti del progresso dell'intelligenza artificiale in catalano e occitano, e mira a garantire i diritti linguistici nel campo dell'intelligenza artificiale, attraverso iniziative di riconoscimento vocale, produzione vocale artificiale, elaborazione del linguaggio naturale ed elaborazione linguistica in forma scritta e parlata. Tutto questo utilizzando centri di ricerca delle università catalane per costruire dati linguistici di qualità, specialmente in catalano, inglese e spagnolo, tra le altre lingue, e sviluppare la loro applicazione in vari spazi per uso sociale. Se la strategia catalana ha successo, può essere un modello da seguire per altre lingue non egemoniche in Europa. Il sistema europeo per l'istituzione di un quadro normativo e di solide politiche pubbliche sull'intelligenza artificiale è ancora oggi un'iniziativa in costruzione, un working in progress. Infatti, in termini giuridici, è iniziata nel 2016 e l'ultima e più importante iniziativa è la presentazione il 21 di aprile di 2021 da parte della Commissione europea di una proposta di regolamento dell'intelligenza artificiale dell'Unione Europea, con l'obiettivo di approfondire la strategia di eccellenza e fiducia con cui l'Unione vuole competere ed essere un centro di riferimento mondiale artificiale. La proposta deve essere discussa e approvata dal Parlamento e dal Consiglio e probabilmente non sarà approvata prima del 2023. Però non sono previste modifiche sostanziali ai principi di base della proposta presentata dalla Commissione. L'iniziativa si basa sulla considerazione che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale porterà grandi benefici alla società, tuttavia per evitare la perdita di fiducia del pubblico, stima i potenziali rischi che ha e come affrontarli e regolamentarli. In questo senso, la proposta distingue tra 4 livelli di rischio. Da un lato, le pratiche direttamente vietate e poi il rischio alto, medio e basso. Tra le pratiche o i rischi vietati, la proposta della Commissione afferma che sono tutte quelle che contraddicono i valori dell'Unione Europea, come le applicazioni di intelligenza artificiale che manipolano il comportamento umano e impediscono la manifestazione della volontà di persone. Programmi o sistemi che consentono la punteggiatura sociale da parte delle autorità pubbliche e anche le pratiche di riconoscimento facciale di uso generale. Il regolamento proposto consente iniziative ad alto rischio, ma le sottopone al rispetto di requisiti rigorosi e meccanismi di supervisione e autorizzazione. Questi sistemi includono macchine di trasporto che possono mettere in pericolo la vita e l'integrità dei cittadini, anche algoritmi che aiutano a determinare decisioni che influenzano aspetti di base dell'attività professionale delle persone
l'accesso a servizi pubblici e privati essenziali come quelli relativi alla formazione, ranking di credito o amministrazione della giustizia, tra molti altri. I sistemi a rischio limitati saranno soggetti a specifici obblighi di segnalizzazione e trasparenza. Quindi i cittadini devono sapere in ogni momento che stanno interagendo con macchine e sistemi di intelligenza artificiale. I meccanismi considerati a basso o minimo rischio, che sono la maggior parte dei sistemi di uso quotidiano e che si stima non pregiudichino i diritti o la sicurezza dei cittadini, sono al di fuori dell'attenzione del regolamento. L'intenzione dell'Unione Europea è quella di ridurre le distanze con il resto delle potenze mondiali nell'intelligenza artificiale. E non è facile. Secondo la Commissione Europea, nel 2016, mentre gli investimenti diretti europei nell'intelligenza artificiale sono stati 3.200 milioni di euro, quello degli Stati Uniti è stato 4 volte di più e quello dell'Asia il doppio. Parallelamente al cambiamento normativo europeo in intelligenza artificiale nel 2018, per la prima volta la Commissione Europea ha presentato una strategia generica sull'intelligenza artificiale con l'intento di garantire i diritti dei cittadini e rendere dell'Unione Europea un centro competitivo. La pandemia ha reso difficile l'attuazione del piano, che è stato ridefinito nel 2021 con l'intento di aumentare gradualmente gli investimenti pubblici e privati in intelligenza artificiale e rendere possibile il raggiungimento di un investimento annuale in questo decennio che possa superare nettamente quello dell'Asia e sia più vicino a quello degli Stati Uniti. Ma è più facile a dirsi che a farsi. Gli investimenti pubblici e la ricerca sono importanti, ma affidare tutto alla dimensione pubblica potrebbe rendere l'Unione Europea un punto di riferimento in norme formali di natura umanistica ed etica, ma un potere irrilevante nell'innovazione, implementazione e consolidamento dei sistemi di intelligenza artificiale. Dopotutto, senza una forte base industriale privata per la produzione e l'esportazione di intelligenza artificiale, è improbabile che l'Unione Europea sia in grado di trasformare le sue norme e i suoi principi in realtà. Al momento, la deregolamentazione americana e la logica di controllo cinese favoriscono la risoluzione di iniziative private o statali con meno preoccupazione per le autovalutazioni etiche e il rispetto dei diritti civili. E questo senza considerare il fatto che la competizione tra modelli occidentali e liberali democratici e modelli autoritari globali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere sempre più dura, e senza considerare in questo contesto la pressione che un sistema altamente competitivo può introdurre le tensioni al collasso derivate dalla scarsità e concentrazione geografica di materie prime di base per l'industria dell'intelligenza artificiale. A questo punto dobbiamo dire che gli scenari futuri sono molto aperti e divergenti. Il nostro approccio ai possibili modelli e scenari futuri dell'intelligenza artificiale non intende speculare su possibili futuri, ma semplicemente sottolineare quali sistemi di intelligenza artificiale stanno attualmente lottando nel mondo, quali sono le loro divergenze e somiglianze, e indicarle allo stesso tempo i fattori che possono metterli a dura prova sia in termini politici e di libertà pubbliche come causa del possibile susseguirsi delle crisi ambientali. Due sfide profondamente correlate. Consideriamo come ipotesi di partenza con altri autori che il mondo e soprattutto le società governate da ordini democratici liberali siano in una crisi organica in cui i valori democratici e il sistema economico e sociale sono tesi da un dilemma: o un futuro di continuità inerziale che aggraverà i problemi attuali, o effettuare un cambiamento delle basi della civiltà umana in una direzione sconosciuta e non identificata ancora.
Il sistema di scenari futuri che stabiliamo si basa sulla considerazione dei due parametri in cui comprendiamo, come ho appena detto, che si verificano le principali tensioni. Il primo, essenzialmente politico, focalizza l'attenzione nella forma umana di controllo dell'intelligenza artificiale, nel valore della libertà e nell'uso sociale di potere politico o economico ne fa. Il secondo è ecologico o materiale e dipende dall'abbondanza e dalla disponibilità di materie prime per sostenere lo sviluppo economico, sociale, demografico e naturalmente tecnologico della società. Due varianti opposte derivano dal parametro politico, quello che chiamiamo democrazia liberale e autoritario. Due varianti ugualmente opposte derivano dal parametro ecologico, la decrescentista o colassista e la continuista o il business as usual o fare tutto come sempre. Inizieremo con le tesi colassiste che per ora sono minoritarie, marginali e quasi inesistenti nella discussione politica generale e nei media, e questo nonostante il fatto che queste tesi siano rafforzate da una notevole e crescente produzione intellettuale e scientifica, come sottolineato il rapporto delle agenzie ufficiali sul clima o sull'energia. La tesi centrale delle concessioni colassiste è che il mondo dovrà affrontare tra il 2020 e il 2050 una diminuzione della disponibilità di materie prime estrattive essenziali per lo sviluppo sociale ed economico. In primo luogo, la disponibilità di petrolio a basso costo diminuirà, ma anche di materiali come rame, carbone, uranio, gas o litio e un buon numero di materiali centrali nello sviluppo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. E questo, insieme ai cambiamenti climatici e alle crisi ambientali, costringerà il sistema socio-economico a essere completamente riorganizzato, rallenterà l'attuale globalizzazione economica, costringerà la produzione industriale e agricola a essere relocalizzata e ridurrà drasticamente anche il ritmo dello sviluppo tecnologico digitale degli attuali sistemi informatici e dell'intelligenza artificiale. Di fronte a questo scenario si aprirebbero due possibilità: quella che abbiamo chiamato la variante liberal-democratica, in cui le comunità sociali e politiche mantengono livelli di convivenza comunitaria, tolleranza, accettazione del pluralismo e della collaborazione. Sarà abbastanza importante da mantenere istituzioni di partecipazione politica democratica, riorientare il sistema socio-economico nel mezzo di importanti crisi sociali, controllare il collasso e stabilire strategie che consentano di stabilizzare le comunità politiche e i sistemi collaborativi, sistema regionale come l'Unione Europea. In questo contesto, con cali significativi delle risorse energetiche e delle materie prime necessarie per le apparecchiature e le reti informatiche e per alimentare i centri di ricerca nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e nell'intelligenza artificiale, queste tecnologie non sarebbero più ampiamente utilizzate dalla popolazione nel suo complesso in condizioni simili a quelle attuali e si limiterebbero principalmente a usi nei campi e nei settori sociali e politici essenziali e a usi sociali minoritari. La variante autoritaria dello scenario al collasso sarebbe dominata dall'implacabile competizione per le risorse, dalla sfiducia tra gruppi e strutture politiche, dalla volontà di controllare e uniformare le società da parte delle autorità pubbliche esistenti. Il collasso avrebbe caratteristiche caotiche, senza la capacità di stabilire logiche decrescentiste controllate e con una moltiplicazione di crisi e conflitti interconnessi e potenzialmente violenti in tutti i settori della vita sociale, economica, politica e vitale a livello locale e internazionale. Ci sarebbe una restrizione generale o impossibilità degli usi delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale e allo stesso tempo si cercherà di concentrare
e controllare i centri di ricerca sopravvissuti per utilizzarli a beneficio delle minoranze sociali e dei poteri politici in un contesto di impoverimento e crisi generale. I problemi che nel corso del 2020 e del 2021 incidono sui costi di energia elettrica, gas e gasolio, le difficoltà nella distribuzione globale dei beni e la mancanza di materie prime nelle catene di assemblaggio dei settori industriali avrebbero contribuito a togliere dall'emarginazione le tesi classiste e alla diminuzione e ad aumentarne l'eco sociale e istituzionale, mentre cresce il valore della ricerca scientifica finanziata dalla Commissione europea come il progetto MEDEAS, che sottolinea i limiti delle risorse minerarie e dei combustibili fossili e la necessità di razionalizzarne l'uso perché le energie rinnovabili non possono sostituire l'attuale volume di consumo energetico. Tuttavia, gli scenari attualmente immaginati da tutte le società sono quelli che implicitamente presuppongono che non vi sia alcuna difficoltà o limitazione significativa alle dinamiche di crescita economica, demografica, sociale e tecnologica che l'umanità ha conosciuto dall'inizio della rivoluzione industriale nel 1750 all'attuale mondo globalizzato. Si ritiene che ci sarà abbondanza di materiali prime di origine estrattiva, che sono gli elementi base per il mantenimento dello sviluppo tecnologico, da cui dipende l'intelligenza artificiale. Cioè, possiamo continuare a fare le cose strutturalmente come al solito, anche se ora con aspetti più verdi e rinnovabili. All'interno di questo scenario dominante, la variante autoritaria colpisce direttamente al momento circa il 51% della popolazione mondiale. Se consideriamo regimi dittatoriali, autoritari e tutti i tipi di regimi illiberali. Il modello cinese o stato di sorveglianza digitale sarebbe il principale nella variante autoritaria del sistema continuista o di fare le cose come al solito, il cui obiettivo centrale sarebbe la ricerca e l'implementazione dell'intelligenza artificiale per rafforzare gli strumenti di potere dello Stato con un piccolo numero di aziende senza autonomia di ricerca. È decisiva la volontà di concentrare tutti i dati digitali al fine di stabilire un sistema di controllo politico. La logica ultima che domina questa variante è la sfiducia della popolazione e una volontà uniformista delle società di facilitarne il controllo. La tecnologia potrebbe aiutare a sostituire le attività più pesanti e difficili del lavoro umano, così come le attività più ripetitive e meccaniche, ma lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sarebbe sempre più perfetto ed avere informazioni sulle persone e a mantenere l'assoluta mancanza di garanzie nei sistemi dei diritti e delle libertà. Oltre al modello cinese, le varianti autoritarie sarebbero dominanti in sistemi non democratici come la Russia e i paesi alleati. La variante liberal democratiche delle logiche del business as usual sono chiaramente dominanti nel mondo occidentale e nei paesi democratici, dove il 49% della popolazione mondiale si basano sulla considerazione che in queste società c'è l'accettazione maggioritaria dei valori della tolleranza, del pluralismo e di una minima volontà collaborativa ed egualitaria, oltre alla garanzia di diritti e libertà e forme di partecipazione rappresentativa e democratica. La tecnologia, come nella variante autoritaria, sostituirebbe le attività più pesanti e dure, così come le più ripetitive e meccaniche, senza alterare i livelli di protezione dei diritti e dei sistemi di libertà. Nel campo della ricerca sull'intelligenza artificiale e della sua implementazione sociale, il dibattito si basa sulla misura in cui è possibile
uno sviluppo umanista e rispettoso con autonomia umana, diritti e libertà democratici, consapevoli che il potenziale delle aziende tecnologiche, l'analisi dei dati e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sono una sfida difficile per le società democratiche. 3 modelli o varianti liberal-democratici potrebbero essere differenziati all'interno dei paramenti energeticamente continui. Il modello dominante sarebbe quello degli Stati Uniti o del capitalismo di sorveglianza. Il sistema sarebbe dominato da un piccolo numero di aziende che fanno dei servizi digitali e di intelligenza artificiale che controllerebbero il mercato e utilizzerebbero i dati degli utenti per usi pubblicitari, commerciali e personalizzati. Una realtà che non escluderebbe l'interferenza dei servizi di intelligenza dello Stato nell'analisi dei dati di massa. Cioè sarebbe un modello con elementi di varianti autoritarie o senza sufficiente garanzia delle libertà civili. Il secondo dei modelli liberal-democratici è rappresentato dall'Unione Europea. L'Unione spingerebbe una regolamentazione dell'intelligenza artificiale che vuole nel centro le persone e ha una natura umanista. Regole che non mettono in discussione la logica del libero mercato, ma stanno cercando di concentrare la libertà di azione dei fornitori di servizi digitali per proteggere le privacy e i diritti e le libertà dei cittadini. Però come abbiamo detto, la distanza negli investimenti dell'intelligenza artificiale tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea e il fatto che la maggior parte dei fornitori di servizi digitali non siano europei fa difficile la capacità di azione dell'Unione Europea e indicevole il modello umanista europeo. Tuttavia la capacità politica e negoziale dell'Unione, grazie alla sua capacità demografica, economica e politica di condizionare l'attività dei fornitori, è la forza principale dell'Unione Europea per stabilire e consolidare il suo modello. Considerando questo sistema di scenari, vogliamo abbandonare le idee di una unica via nel futuro dell'intelligenza artificiale e considerare che sebbene ci sia una volontà nello spazio europeo di promuovere un modello di intelligenza artificiale umanista che non mette in discussione l'idea di progresso dominante, dovrà affrontare possibilmente difficoltà nell'accesso alle risorse necessariamente per il suo consolidamento, oltre a superare la forza politica e competitiva di altri modelli. E questo tenendo conto che il modello dell'Unione Europea ha iniziato a configurarsi negli ultimi anni e non ancora chiuso. Ne sappiamo se riuscirà a consolidarsi. Credo inoltre che il consolidamento di un modello europeo di intelligenza artificiale deve anche incorporare la volontà di preservare e difendere la sopravvivenza della diversità linguistica e culturale europea, la protezione delle lingue minoritarie e l'uguaglianza dei diritti linguistici dell'intera popolazione europea. L'umanesimo, l'amore per la libertà e il rispetto del pluralismo, valori essenziali del progetto europeo, impongono all'Europa e ai suoi stati che nelle tecnologie digitali e in tutti gli ambiti della vita integrano la propria popolazione, generino coesione attorno a un progetto di intelligenza artificiale e si garantiscano in modo reale i diritti linguistici di tutti gli europei. L'Europa non può permettersi di escludere una parte della sua popolazione, perché alla fine tutte le persone che siamo parte dell'Europa abbiamo il diritto umano di vivere nella nostra cultura e nella nostra lingua, nel mondo analogico e anche nel mondo digitale, almeno tanto come sia possibile. Grazie. Grazie alla professoressa Vincenta Tasa Fuster che ci ha fatto una lectio magistralis sull'intelligenza artificiale alle lingue, ci ha spiegato come intanto ci si può fare l'avvicendamento tra il professor Vicario e la professoressa Vincenta Tasa Fuster nella postazione coperta dalla telecamerina e facciamo anche
il punto sul fatto che quindi il ruolo del diritto dell'Unione Europea in particolare potrebbe essere quello di impedire sia la variante autoritaria, che vedremo con la Cina soprattutto, sia anche però questo capitalismo di sorveglianza che è particolarmente così cupo. Però abbiamo la possibilità, tra l'altro avviso anche Aureli Argemì, che gli chiederemo alla fine, visto che è così gentile da stare collegato, gli chiederemo di farci le conclusioni in 5 minuti, dirci la sua idea su queste cose, per esempio sul ruolo dell'Unione Europea che dovrebbe impedire che l'intelligenza artificiale venga utilizzata diciamo contro la democrazia, per certi versi contro i popoli, contro anche gli stessi cittadini, per certi versi, perché queste varianti autoritarie e il capitalismo di sorveglianza fanno sicuramente paura, ecco. Ma poi anche le cose che dirà, un commento sulle cose che dirà il professor Federico Vicario e quelle che dirà anche Alessandro Michelucci. E presento molto velocemente, devo fare le scuse per il fatto che il sindaco, l'onorevole Fontanini, e l'assessore alla cultura del comune di Udine non sono presenti perché stanno facendo il consiglio comunale, un consiglio comunale, tutti i consigli comunali sono importanti, questo di questa sera è ancora più importante, molto importante, quindi ci hanno chiesto scusa di non poter essere qui, ma molto probabilmente faremo un collegamento da Barcellona con il sindaco, con l'assessore venerdì, e poi faremo anche un'altra iniziativa. Passo invece adesso la parola al professor Federico Vicario, che è professore qui all'Università di Udine, che insegna anche dal punto di vista universitario le lingue e in particolare gli aspetti linguistici del friulano, ma vorrei sottolineare il suo ruolo di presidente della Società Filologica Friulana, che è una associazione che è riconosciuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla legge sulla lingua friulana, e che ha compiuto più di 100 anni ed è un'istituzione di riferimento per la lingua friulana, al punto che ci sarà la relazione del professor Vicario alla conferenza regionale sulla lingua friulana del 5 novembre del 2021, quindi fra pochi giorni, e dove il professor Federico Vicario parlerà del piano generale della politica linguistica. Ma qui per noi ci farà delle anticipazioni. Subito la parola al professor Federico Vicario. Grazie molto Guglielmo dell'invito a questa tavola rotonda. Devo partire prima con una piccola considerazione sulla relazione che abbiamo appena sentito, perché anche dal punto di vista linguistico, quindi diciamo non soltanto per quello che è l'aspetto diciamo della tecnologia, della disponibilità appunto di queste intelligenze artificiali, di questi strumenti, ma anche dal punto di vista linguistico, direi che la questione è stata trattata ed è viva. La Società di Linguistica Italiana, che è praticamente l'associazione di categoria di chi si occupa di cose di lingua, ha al suo interno proprio un gruppo di studio sulle politiche linguistiche che si occupa anche della presenza delle lingue e delle lingue minori, per esempio sulla rete. Ed è una presenza che è sicuramente cresciuta con la disponibilità naturalmente delle nuove tecnologie, con l'accesso alle nuove tecnologie e anche, devo dire, anche l'effetto della pandemia per quanto riguarda la produzione di materiali appunto fruibili che si possono conservare, che si possono scaricare dalla rete, è sicuramente cresciuta. Ecco, quindi devo dire che tra i vari effetti, molti dei quali naturalmente negativi di questa pandemia che ci ha afflitto per 2 anni, un aspetto invece che è risultato positivo è stata proprio la presenza delle lingue, anche delle lingue minori sulla rete. Quindi tutta la produzione di materiali, tutta la produzione di contenuti, tutta la produzione anche di didattica, no? Che voi avete potuto seguire magari a scuola piuttosto che all'università in questi anni, non so ecco quali anni, diciamo, quale anno di corso siate, insomma non so
qual è stata la vostra esperienza, insomma, in questo frangente, però diciamo che c'è stata una moltiplicazione, ecco, di questi contenuti digitali che sono veicolati anche da tante lingue. E per quanto riguarda, diciamo, considerazioni che ci sono un pochino più vicine, perché mi è stato richiesto di fare qualche osservazione, insomma, sulla condizione della lingua friulana, che è una condizione naturalmente di lingua riconosciuta, di lingua propria della comunità. La lingua friulana, come sapete, fa parte del novero delle lingue che sono state incluse nella ormai più che ventennale legge 482 del 1999 sul riconoscimento delle comunità linguistiche storiche dell'Italia, quindi dove, diciamo, la comunità linguistica storica, come dire, inquadra il discorso della storicità con anche il discorso del patrimonio culturale proprio di una certa comunità. Ecco, quindi sapete appunto che sono 12 queste comunità linguistiche che sono state riconosciute in Italia, oltre a quella friulana, quella ladina, quella sarda, quella slovena, quella catalana di Alghero, quella greca del Salento, quella occitana e altre, appunto. Diciamo tutte queste comunità fanno parte di quello che è il patrimonio che si chiamerebbe immateriale, ecco, il patrimonio culturale immateriale del nostro paese. Diciamo quindi questa del 1999 è la fonte del diritto, non la fonte del diritto. Anche prima naturalmente ci sono state numerose normative a livello regionale, non soltanto nella nostra regione, per la promozione e la valorizzazione della lingua locale. Tuttavia soltanto con il 1999 si è, diciamo, sancito un po' questo diritto linguistico, no? Quindi adesso qui si parla anche di diritto, quindi non soltanto di piacere culturale, tra virgolette, ma anche di quello che uno può chiedere rispetto all'amministrazione e alla comunità nella quale vive. Ecco, quindi sancire questo diritto naturalmente aumenta di molto anche quello che è lo status, come si dice in termini sociolinguistici. La sociolinguistica, forse sapete o forse non sapete, è proprio la valutazione della lingua per il suo aspetto sociale, no? Quindi nel senso che la lingua non è soltanto, la lingua non sono soltanto le sue strutture, no? Come avete studiato a scuola, quindi non è soltanto il lessico, non è la morfologia, non è la fonologia, non è la sintassi, quindi il modo in cui si compongono le parole, come si organizzano all'interno della frase, quali sono le categorie significative. Ecco, queste qui sono le strutture della lingua. L'aspetto sociolinguistico invece interessa quello che è l'uso sociale della lingua, quello che è la considerazione della lingua, quello che è il prestigio della lingua, quelle che sono, diciamo, le qualità della lingua che ce la fanno scegliere come mezzo di comunicazione, va bene? Perché chiaramente la lingua per sua natura è proprio quello strumento, è quel mezzo che ci permette di, come dire, trasferire un messaggio da quello che è l'emittente a quello che è il ricevente di questo messaggio, va bene? Quindi la lingua è il tramite, è il modo in cui noi possiamo comunicare, no? In cui possiamo comunicare il pensiero, comunichiamo l'esperienza e quant'altro. Ecco, quindi il diritto, diciamo, il diritto all'uso della lingua che è patrimonio di una certa comunità. A seguito di questo riconoscimento, come dire, sono stati individuati alcuni macro settori che riguardano, diciamo, i modi, no? I modi e i luoghi nei quali si esercita questo diritto linguistico. Bene, questi sono in particolare gli ambiti che riguardano la pubblica amministrazione, che deve essere la prima, diciamo, che deve rispondere rispetto a questo diritto da parte della comunità, quindi che ha la proprietà, che è portatrice di questa lingua, quindi la pubblica amministrazione. Il secondo ambito fondamentale è quello della scuola, dal momento che la scuola è il primo momento in cui il bambino si forma, no? In cui il nuovo cittadino si forma per quello che è la sua personalità, per quelle che sono le sue competenze, per quelle che sono le sue nozioni. Quindi diciamo che anche nell'ambito scolastico deve essere presente, diciamo, cioè deve essere presente questo che è il patrimonio della comunità. Oltre a questo ci sono altri ambiti, se volete,
di secondo livello, che è il sistema dei media, quindi mezzi di comunicazione, quindi tipicamente per noi a partire dalla televisione, dalla radio, ma anche i cosiddetti social, no? I cosiddetti social. E infine, diciamo ultimo tra questi ambiti previsti dalla legge, c'è anche quello della onomastica, quindi l'onomastica, sapete, è quella disciplina che studia la denominazione delle persone piuttosto che dei luoghi, no? Quindi l'onomastica, che vuol dire poter rappresentare anche con le forme locali sia i nomi delle persone che i nomi dei luoghi. Quindi è un'esperienza comunissima, no? Quella di andare per le strade e trovare tipicamente la toponomastica bilingue o anche trilingue o anche quadrilingue, perché sapete peraltro che il nostro Friuli è considerato veramente il luogo di incontro delle 3 famiglie principali delle lingue europee, quindi della famiglia neolatina, alla quale facciamo parte, della famiglia germanica e della famiglia slava. Ecco, quindi proprio da noi si incontrano, no? Queste 3 grandi famiglie, queste grandi tradizioni linguistiche, e questo, diciamo, ha riflessi anche sulla lingua che si vede, no? Quindi non soltanto sulla lingua che si parla, perché sono naturalmente diffusi fenomeni di plurilinguismo, no? Dovuto al contatto, no? Tra popolazioni che parlano lingue diverse, quindi plurilinguismo che si vede e che si sente anche. Bene, quindi sono questi 4, insomma, sostanzialmente gli ambiti nei quali si esercita quella che si chiama la politica linguistica. Quindi l'ente, no? L'ente pubblico, che può essere tanto lo Stato, ma lo Stato, per quanto riguarda noi, lo Stato demanda, ecco, alla regione autonoma lo sviluppo delle politiche linguistiche. Quindi nel complesso delle politiche linguistiche l'ente pubblico esercita, no? Quindi tutela quello che è il diritto linguistico della comunità. Ci sono molti enti, ci sono molti soggetti che, diciamo, che concorrono, ecco, al sostegno e alla valorizzazione della lingua friulana anche da noi. Quello sicuramente più importante è l'ente regione, quindi cioè è la regione autonoma, che ha al suo interno un servizio regionale che si occupa delle lingue regionali, oltre che delle comunità dei corregionali all'estero, e il servizio regionale e la regione ha un suo ente strumentale, che è l'ARLEF, l'Agenzia Regionale per le Lingue Furlane, quindi che esercita, diciamo, in prima battuta, insomma, che risponde in prima battuta a questa che è la necessità di garantire questi diritti linguistici. Quindi è l'ente che elabora il piano generale di politica linguistica, che deve essere sottoposto al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, deve essere approvato e quindi deve essere messo in pratica. Bene, oltre naturalmente a tutta una pluralità di enti. Abbiamo ricordato, l'amico Cevolin ha ricordato anche la Società Filologica Friulana, ecco, che è l'ente culturale di riferimento forse, ma ci sono molte altre associazioni che si occupano di quella che è la promozione del patrimonio culturale della nostra regione. Bene, quindi c'è la presentazione proprio il 5 novembre, e tutti possono collegarsi naturalmente con le piattaforme per seguire i lavori di questa conferenza regionale sulla lingua friulana, dove appunto l'ARLEF proporrà quelle che sono le linee che si propone di seguire per la promozione della lingua. I punti fondamentali, diciamo gli ambiti fondamentali, io ve li ho già illustrati, quindi l'ambito della pubblica amministrazione, che vuol dire anche l'ambito dove si costruisce il corpus della lingua, no? Il corpus della lingua. Abbiamo sentito prima che c'è un'Accademia della Lingua Valenziana. Ebbene, la stessa cosa dobbiamo fare anche noi, naturalmente, quindi dobbiamo mettere in grado la lingua di sostenere quelli che sono gli ambiti comunicativi della contemporaneità, perché chiaramente il friulano è una lingua che si è formata, che è cresciuta in un determinato ambito, in un determinato ambiente, per determinati settori della vita, no? E quindi risponderà meglio a quei settori piuttosto che ad altri. Quindi sarà
chiaramente pienamente adeguata per svolgere quella che è la funzione per i mestieri tradizionali, per gli ambiti, diciamo, per gli ambiti colloquiali, no? Come lingua della quotidianità, come lingua di lavoro, ma chiaramente sarà meno pronta per affrontare anche altri, diciamo, cioè altri compiti che le lingue generalmente devono svolgere, quindi la lingua dell'ufficialità, no? La lingua della giustizia, no? La lingua del diritto. Ecco, quindi anche, come dire, anche da noi, come in tutti gli altri paesi europei, quindi dove i diritti linguistici sono tutelati, anche da noi chiaramente c'è un lavoro sul corpus, si dice un lavoro sul corpus della lingua, quindi l'adeguamento e la crescita del lessico della lingua per metterlo nelle condizioni di coprire qualsiasi esigenza comunicativa. Bene, quindi il lavoro sul corpus, poi c'è il lavoro naturalmente per quanto riguarda la certificazione delle competenze. Ecco, questa qui è un'altra sfida che è proposta dal Piano Generale di Politica Linguistica, la certificazione della lingua che voi fate normalmente quando fate il B1, B2, C1, C2, no? delle varie lingue straniere che avete studiato a scuola piuttosto che qui all'università. Ecco, quindi ci vuole un ente che certifica le competenze, quindi che, come dire, che assicuri che il livello, che la qualità della lingua che viene prodotta ha una certa qualità. È una cosa importante questa, che non è disgiunta da quel ragionamento che abbiamo fatto sull'intelligenza artificiale, ma anche sulla traduzione automatica, no? Voi sapete che ci sono molti programmi, li avete trovati sicuramente in rete per la traduzione automatica. Anche su questo chiaramente bisogna avere una certa attenzione, perché non è detto che alla quantità della traduzione, alla rapidità della traduzione si accompagna anche la qualità della traduzione. Quindi è sempre, diciamo, cioè la sensibilità, no? È sempre la sensibilità personale che deve farci filtrare quella che è la traduzione, che magari ci può fornire uno strumento automatico. Che cosa voglio dire? Voglio dire che non meno importante della quantità è il discorso della qualità della lingua, che viene appunto certificata, attraverso, diciamo, l'esame di quelle che sono, di quella che è la conoscenza delle strutture, piuttosto che del lessico, piuttosto che dell'uso, no? Di una certa lingua. Quindi la sfida è sulla formazione del corpus, no? Quindi sull'adeguamento del corpus, sulla certificazione delle competenze e anche sulla certificazione delle competenze glottodidattiche. Qui vengo all'altro aspetto, insomma, un pochino importante della questione, che è proprio quello della trasmissione, no? Della lingua alle giovani generazioni, ai nostri figli, no? Sostanzialmente. Io non so se voi siete della generazione che ha fatto già friulano a scuola piuttosto che no. Comunque sapete che ci sono programmi che prevedono l'ora settimanale di friulano con appunto attività in varie discipline, insomma attività, laboratori in varie discipline, a partire dalla scuola dell'infanzia. Anche questa qui è una partita molto complessa da giocare, perché naturalmente occorre formare gli insegnanti, occorre produrre i materiali, no? Quindi materiali scolastici per i bambini, dove diciamo è importante quindi non sostenere l'uso della lingua locale perché è giusto, no? Perché è giusto, ma perché conviene, cioè perché conviene sia in termini di esperienza, ma anche di sviluppo di capacità cognitive, come si dice, no? Quindi chi pratica più lingue ha un vantaggio cognitivo nell'organizzazione dell'informazione rispetto a chi pratica o che conosce una sola lingua. Ecco, quindi diciamo rinforzare quello che è la dimensione plurilingue nelle nostre comunità che hanno già la fortuna di nascere plurilingui, diciamo. Ecco, anche questa qui è una cosa che deve impegnare l'ente regione e tutti quanti collaborano in questo sviluppo di politiche linguistiche per i prossimi
per i prossimi anni. Bene, io penso di aver forse esaurito il tempo a mia disposizione. Vi invito tutti quanti fossero, diciamo, interessati a questo argomento a diciamo, collegarsi con la Conferenza regionale della lingua friulana o di accedere anche attraverso il sito del nostro CIRF che abbiamo sentito nominare prima a tutta una serie di altre informazioni sull'argomento. Grazie. Grazie al professor Vicario che ci ha accolto, tra l'altro facendo visitare alla professoressa Vincenta Tasa Fuster la sede della Filologica in via Manin. Anche lì c'è un punto di riferimento culturale straordinario con una realtà bibliotecaria, con del personale dedicato e soprattutto con la disponibilità del presidente vicario e del direttore del direttore Mediot, che comunque per qualsiasi iniziativa che riguardi la lingua e la cultura friulana sono a disposizione, e per la famosa settimana friulana della cultura, dove praticamente da 8 anni, grazie al professor Vicario, per una settimana nella regione Friuli Venezia Giulia si pone sugli scudi la lingua friulana, e in tutta la regione si parla di lingua e cultura friulana per una settimana. E la parola adesso a un caro amico che è venuto a trovarci da Firenze, che è direttore di una rivista, si è dedicato con un'associazione e poi con questa rivista da sempre alle minoranze di tutto il mondo, ed è veramente, ha una conoscenza di tutte le minoranze nel mondo, le ha collegate, ne ha pubblicato con la sua rivista I Popoli Minacciati, che quando, no, La Causa dei Popoli, scusate, che quando, mentre parlerà, vi farò vedere magari la copertina. E questo numero della rivista La Causa dei Popoli, che è diretta da Alessandro Michelucci, è dedicato alla Cina, alle minoranze in Cina, e vi faccio solo un esempio dei temi trattati che sono di grande attualità. Tra l'altro abbiamo in questo periodo in Italia in edicola la rivista Limes, dedicata praticamente a Taiwan sostanzialmente, e noi troviamo comunque in questa rivista La Causa dei Popoli, numero speciale intitolato Cina, popoli sacrificati nel nome del profitto. Ecco, vedete che il tema dell'intelligenza artificiale trattato dalla professoressa Vincenta Tasa col capitalismo di sorveglianza, con modelli liberal-democratici problematici, è attivo anche sull'altro versante, quello della variante autoritaria della Cina. Però ecco, i temi che sono trattati nella rivista sono gli uiguri, la minoranza degli uiguri, il Tibet, l'altra realtà, l'altra faccia del Tibet, non solo quella che conosciamo, tema anche delle minoranze linguistiche in Mongolia, Taiwan, ecco. E poi un altro tema trattato nella rivista è una vera e propria pianificazione per cancellare le lingue di minoranza linguistica e per cancellare in realtà. E allora la parola adesso ad Alessandro Michelucci, che ha 15-20 minuti per parlarci e presentarci il suo lavoro, cioè la sua fatica, quella di raccogliere diversi interventi organici in questo numero speciale della rivista La Causa dei Popoli. Grazie. Bene, grazie a te per l'invito, anche perché, diciamo, facendo una rivista che vive soltanto online, certe volte si ha l'impressione di avere poca visibilità, quindi quando c'è un'occasione pubblica questa è benvenuta, ecco. Se no ci si chiede certe volte, insomma, vista la fatica che costa, se ne valga veramente la pena, ecco. Anche perché poi io l'anno prossimo ho 70 anni, quindi sono cresciuto con la carta, quindi quando facevo una rivista di carta, quando ho dovuto passare alla versione elettronica, inizialmente, devo essere sincero, mi sembrava un po' uno scadimento, poi insomma sono riuscito a andare avanti, insomma, a capire che insomma, i tempi erano cambiati e bisognava cambiare con loro, se non si restava indietro. Allora, il discorso qui sulla Cina ovviamente sarebbe complesso. Io penserei di sintetizzarlo in alcune tappe che ci fanno capire
come la Cina sia diventata quello di oggi. Tappe che prevedono un diretta intervento della Cina e altre tappe, diciamo, di livello globale, ma di cui la Cina ha comunque da quali ha tratto vantaggio. Partiamo addirittura dal lontano 47, quindi ancora prima che Mao andasse al potere. Tra il 47 e il 51, nel giro di 4 anni, la Cina aumenta del 70% il proprio territorio, annettendo prima la Mongolia interna, quella che chiama la Mongolia interna, questa è una formulazione amministrativa, in realtà si tratta della parte meridionale della Mongolia, due paesi confinano, no? Successivamente nel 49 il Xinjiang, abitato dagli uiguri che sono turcomanni e quindi sono molto legati alla Turchia, e infine il Tibet, che è, diciamo, la cosa più famosa, diciamo, perché differentemente dagli altri due casi ha potuto beneficiare di una figura come il Dalai Lama che gli ha garantito una visibilità internazionale e anche, diciamo, un'ammirazione sotto il profilo spirituale, cosa che negli altri casi non era possibile. Questo, allora, passiamo poi al 71. Nel 71, quindi sono gli ultimi anni della dittatura maoista, perché Mao morirà nel 75, la Cina viene accolta, entra alle Nazioni Unite. Entra alle Nazioni Unite ed è particolare perché fino ad allora c'era stata Taiwan. Taiwan, diciamo, l'isola dove si erano rifugiati gli anticomunisti, quindi avversari di Mao evidentemente, guidati da Chiang Kai-shek, che erano riusciti a farsi, insomma, ad avere il sostegno degli Stati Uniti e quindi a entrare nell'ONU. A quel punto cosa succede? Nel momento in cui la Cina prende il posto del Taiwan all'ONU, a Taiwan succede una cosa stranissima, viene meno il riconoscimento internazionale. A quel punto gli Stati Uniti, dovendo far conto sul nuovo alleato, cioè non potendo più sostenere uno Stato così caduto in miseria, diciamo come Taiwan per intenderci, miseria politica, si riavvicinano alla Cina. Avete mai sentito parlare del ping pong? Fu fatta una partita di ping pong, diciamo, che segnò, e nel 79 appunto ci sarà il riconoscimento ufficiale della Cina da parte degli Stati Uniti. Poi dopo questi andiamo avanti e intervengono degli altri avvenimenti che sono di rilievo mondiale, globale, diremmo oggi, però di cui la Cina si avvantaggia comunque, e sono nel 92, cioè alla fine degli anni 90, diciamo fine del secolo in sostanza, la fine del comunismo. A quel punto il termine comunismo evapora. Quindi in pratica non era un problema di anticomunismo, se ci si pensa bene, ma un problema di antisovietismo. Perché il comunismo a quel punto sembra evaporato, diciamo, sparendo in Europa, sembra che sia scomparso ovunque, invece è rimasto in Cina, Corea del Nord, Laos, Cuba, insomma, fuori d'Europa, in vari posti, vari luoghi. Andiamo ancora avanti e vediamo l'11 settembre. L'11 settembre è una data centrale perché segna l'inizio della cosiddetta guerra al terrorismo. La guerra al terrorismo che diventa una sorta di pistola carica che qualunque Stato può utilizzare a piacimento, perché non esiste nessuno che valuta, si vuole fare la guerra al terrorismo, la puoi fare o no. Chiunque la farà se crede. Quindi nel nome della guerra al terrorismo, qualunque minoranza, anche la più pacifica e serafica, può essere repressa. Nel 2012 Xi Jinping diventa segretario del Partito Comunista cinese. Nel 2013 diventa anche Presidente della Repubblica. Ora, quest'uomo, che è tuttora al potere evidentemente, ha un sogno, quello di passare alla storia. Passare alla storia dopo Mao, il grande timoniere, e Deng Xiaoping, il grande traghettatore, quello praticamente che ha portato la Cina sulla via del capitalismo. Arricchirsi è glorioso, disse la sua frase che è rimasta famosa. A questo punto le cose cambiano, perché in definitiva quando c'era il comunismo, quando c'era insomma questo spartiacque, la guerra fredda, no? Le linee dei partiti comunisti al potere interessavano, perché da questi determinava la possibilità di allearsi più o meno, insomma erano un elemento come un termometro per intenderci, aveva un senso osservarli, quindi la linea di Khrushchev era una cosa,
la linea di Stalin era un'altra, la linea di Brezhnev è un'altra ancora, e la linea di Gorbaciov è un'altra ancora. A questo punto, invece, siccome adesso le cose sono cambiate, devo dire, si tratta soltanto di fare gli affari, quindi non ha senso baloccarsi con queste cose, sarebbe una perdita di tempo. Proprio per questo non ci siamo accorti, cioè molti non si sono accorti di una cosa, che la linea della Cina è cambiata, proprio perché vuole cambiare la storia, come dicevo prima, Xi Jinping ha varato una nuova politica centralista per cui vuole creare una Cina uniforme. Naturalmente questo può sembrare una cosa un po' assurda, perché quando noi parliamo di minoranze non parliamo di poche centinaia di migliaia di persone, ma parliamo comunque di popoli di milioni di persone. Quindi se vogliono creano dei problemi, intendo dire. Qui non è pensabile, intendo dire, che una minoranza metta il governo in ginocchio, neanche la più forte e organizzata, mentre in Cina sì. Allora in Cina cosa succede? Comincia una repressione nei confronti degli uiguri. Gli uiguri sono svantaggiati da una cosa, che sono musulmani. Nell'islamofobia che si è diffusa in seguito all'11 settembre suddetto, non godono di grandi simpatie, non hanno un personaggio sorridente come il Dalai Lama, insomma preoccupano, quindi nella migliore delle ipotesi si preferisce la neutralità. Eppure si sa che nel 2015 vengono aperti i campi di concentramento, come veniva fatto nell'Unione Sovietica. Potremmo dire anzi che in definitiva la Cina di oggi si sta parecchio avvicinando a quella che era l'Unione Sovietica, e riemergono per esempio anche i collaborazionisti, cioè i personaggi, diciamo, che sono personaggi pubblici, studiosi, giornalisti europei, che sostengono che la Cina è un paese dove i diritti umani vengono rispettati. Addirittura, se voi ci fate caso, se l'avete sentito, perché poi c'è stata la pandemia, insomma, con l'interesse quotidiano, insomma, che ci danno queste trasmissioni tutte le sere, che ci martellano, ci sono tante cose che ci sono passate diciamo, in silenzio. Nel 2020, ottobre 2020, la Cina è stata eletta come membro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU. Non solo, ma con un comunicato ufficiale da parte della segreteria del Palazzo di Vetro, dove dice che la Cina merita questo posto perché è un paese dove i diritti umani vengono rispettati e addirittura possono diventare un modello mondiale. Ora è chiaro, questo qui ci sarebbe da ridere, però evidentemente vuol dire che c'è sotto qualcosa. E c'è sotto qualcosa, lo dimostra il fatto che almeno in paesi come l'Italia e la Francia sono già usciti diversi libri che portano avanti questa narrazione, dicono che la Cina sia un paese, però poi se noi andiamo a vedere la cronaca vediamo che ci sono repressioni nel Xinjiang, gli uiguri musulmani che sono circa 1,5 milioni, cifra poi intuitiva, non si sa mai la verità su questi numeri, nei campi di concentramento che sono essenzialmente dei campi di lavoro. Non confondiamo con i campi di sterminio di nazionalsocialista memoria. Loro vengono tenuti a lavorare anche per diverse ditte italiane, europee, come per esempio i prodotti del negozio Zara. Molti sono, almeno fino a qualche tempo fa, poi queste ditte dicono smettiamo, però non si sa mai se è vero, insomma, se è soltanto una facciata, poi le cose in realtà continuano come prima, questo non si può sapere. Però è composto, diciamo, dove il potere di Pechino si è dimostrato particolarmente violento e deciso, è stata la Mongolia. In Mongolia sono state chiuse lo scorso anno tutte le scuole, cioè non sono state chiuse, è stato imposto il cinese mandarino, che è la lingua ufficiale, e sono state chiuse tutte le scuole in lingua mongola. Davanti a questo uno si potrebbe chiedere, ma visto che la Mongolia è un paese confinante, com'è che si comporta, solidarizza? In realtà no. Fino a qualche anno fa il presidente della Mongolia, di cui ora mi sfugge il nome perché i nomi mongoli sono un po' articolati e complessi, aveva preso posizione, ha detto no, ma guardate, dove c'è un mongolo dovete esserci anche voi, dovete sostenere questa causa. Poi il presidente è cambiato e la linea è stata archiviata, e anzi recentemente la Mongolia e la Cina hanno firmato un nuovo accordo commerciale dove la questione non è stata minimamente tirata fuori.
Però se ci si fa caso, insomma, i paesi confinanti, pensiamo per esempio in Italia, in Europa all'Irlanda, non è che l'Irlanda, la Repubblica, si muova granché, insomma, smani granché per la riunificazione. Ovviamente è l'altra parte, diciamo, che è rimasta, diciamo, come colonia britannica in parte, ma gli altri, insomma, sono paesi, intendo dire, in genere si tratta di paesi che hanno poco rilievo, no? Come l'Irlanda, la Mongolia, ce ne sono altri, che quindi non vogliono guastare i rapporti, perché poi in definitiva i rapporti continuerebbero in tutti i casi, nonostante quello che potrebbe succedere, intendo dire anche. Quindi è sempre meglio. Comunque, ecco, c'è anche una cosa da considerare. Se noi guardiamo all'inizio del secolo, questo secolo, quindi del millennio, si era diffusa una sorta di equazione abbastanza semplice. Caduto il comunismo, cioè caduto il comunismo europeo in realtà, ma quello che in definitiva disturbava, con la definitiva affermazione del sistema liberale capitalista orbitante attorno agli Stati Uniti, il mondo è destinato a diventare una sorta di giardino, o comunque insomma sarà anche un obiettivo duro, non ci saranno delle resistenze, però prima o poi questo obiettivo si realizzerà. 30 anni dopo, quindi oggi, possiamo vedere di come questa previsione fosse completamente sballata, perché là dove c'era la povertà, molti sono sprofondati in una condizione disumana. Là dove in tanti posti dove c'era la ricchezza, questa ha raggiunto livelli stratosferici che fra l'altro si avvantaggia di tassazioni minime, insomma, e proprio può dettare legge come vuole. Nel momento in cui gli Stati Uniti hanno cominciato a declinare, è cominciata a salire, diciamo, come con un effetto, diciamo, di contrappeso, diciamo, la Cina, perché la Cina a questo punto ha fatto, i dirigenti cinesi hanno fatto questa valutazione. Noi non potremo mai duplicare quello che ha fatto gli Stati Uniti, cioè la musica cinese che ha la lingua cinese non diventeranno mai una parte del nostro immaginario quotidiano, è impensabile. Quindi abbiamo bisogno di altri strumenti. E gli altri strumenti sono gli istituti Confucius, che naturalmente non hanno niente a che vedere con lo studio del confucianesimo. Questi istituti Confucius, che sono sparsi in tutto il mondo, ce ne sono diversi anche in Italia ovviamente, sono degli istituti che, guidati, diciamo, diretti apertamente dal governo cinese, che realizzano dei patti di collaborazione con le università francesi, italiane, americane, eccetera, eccetera, per portare avanti a parole, diciamo, perché ovviamente poi c'è sempre una narrazione così ufficiale e un obiettivo sotterraneo, che però non è neanche tanto nascosto in questo caso. Quindi in realtà la promozione della cultura cinese, però questa promozione della cultura cinese deve essere portata avanti senza nominare le famigerate 3T, che sono il Tibet, Piazza Tiananmen, la repressione, ricorderete, e Taiwan. Ora, per quanto riguarda Taiwan, io devo dire che mi dovrei vergognare come un ladro, perché solo stamani ho saputo che era uscito il numero di Guinness su Taiwan, l'ho comprato subito, però non ho potuto fare menzione in questo numero, parleremo nel prossimo, perché la questione di Taiwan è importante, perché ci dà la misura. Qui non si parla solo di minoranze, perché è chiaro, parlando della Cina ci sono anche altri aspetti di cui tener conto. Parlando di Taiwan ci dà la misura di come questo paese, diciamo, questo paese che rappresenta un'assurdità geopolitica, perché esiste sulla carta, si muove come uno Stato, ha i suoi rapporti internazionali, però non può entrare alle Nazioni Unite, di cui a suo tempo faceva parte, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nella NATO, se volesse, insomma, non può avere, diciamo, non ha questo status di Stato, scusate il difficile parole, fino in fondo. Ed è una cosa quanto mai anomala. Negli ultimi anni, stranamente, insomma, poi la storia è sempre ricca di sorprese, ci sono dei paesi dell'Europa centro-orientale, soprattutto
i paesi baltici, la Romania, che invece si stanno avvicinando a Taiwan perché hanno paura dell'espansione cinese in Europa. Quella che viene chiamata la Belt and Road Initiative, che noi chiamiamo così la nuova via della seta, gli diamo questo nome rassicurante, un po' avventuroso, no? Ci riporta al passato. Perché la Cina in realtà gli interessi, diciamo, come si può dire, egemonici, economici egemonici in Europa sono veicolati dalla Serbia, mentre questi altri paesi hanno, diciamo, una linea diversa e sono anche memori di quello che è stato il dominio sovietico, quindi sono molto cauti. Naturalmente tutte le volte che questi paesi prendono posizione, anche soltanto per fare un accordo minimo, che so, per dei quaderni, faccio per dire, la Cina insorge, diciamo, come una belva ferita, perché no, queste sono ingerenze, perché anche l'ingerenza è una cosa tipica, interferenza negli affari interni, è una cosa tipica anche dell'Unione Sovietica. Però se si guarda, intendo dire, la posizione cinese è anche abbastanza, si può vedere di come sia esile, diciamo, la rivendicazione di Taiwan, perché non esiste nessun documento a cui si può fare riferimento. Se uno avanzasse delle richieste territoriali sarebbe molto semplice, no? Guardate, c'è questo documento, cioè, per dire. Invece nel momento in cui lo si vuole tenere come questione propria, ci si esonera dal dovere di ricordare, devo dire, si fa riferimento, in definitiva Taiwan non è mai stata parte della Repubblica Popolare Cinese, è stata semmai prima una colonia giapponese, sarebbe un po' come se oggi, che so, i Paesi Bassi indicassero il Belgio perché un tempo formavano un'unità, no? È chiaro. Ora, naturalmente, la Cina ha un potere di ricatto economico tale per cui può fare in definitiva quello che vuole. E venendo a oggi, l'ultima tappa di questo discorso è la pandemia. Ora, naturalmente, parlando della Cina oggi non si può passare sotto silenzio la pandemia, però notate una cosa. Vi sarà successo anche voi di sentire delle affermazioni sinofobe, ma questi cinesi ci vogliono ammazzare tutti. Insomma, io ho sentito, almeno dove sono io, insomma, tante persone che ce l'hanno con i cinesi, globalmente considerati, senza distinzione, per questa cosa. In realtà questa cosa è stata una manna per la Cina, perché gli ha dato la dimostrazione che può andare dove vuole, può tirare la corda finché vuole, perché in definitiva non ne ha tratto nessuno svantaggio, no? In definitiva per la Cina questo è come se non fosse successo in termini politici e economici pratici. Quindi in pratica la Cina continua la propria strada. È uscito proprio in questi giorni un libro che io fra l'altro non credevo neanche che avesse delle posizioni così nette, di Federico Rampini, giornalista capelli vaporosi che vedete alla televisione, no? Che si chiama, senza mezzi termini, Fermare Pechino. Ora lui ovviamente ha chiarito che fermare Pechino, insomma, è un po' un'utopia. Lui dice, tendeva a fermare Pechino, cioè in certi aspetti, ora fermarlo così, per dire che questa sarebbe una lotta contro i mulini a vento perduta in partenza. Però insomma ci sono già diversi libri e diverse voci che cominciano a stonare. Ecco, fino a qualche tempo fa c'era una grossa unanimità. Ecco, ora piano piano, ora non è detto che la Cina cambi, però ecco, bisognerebbe anche avere un atteggiamento diverso, perché in definitiva noi quando parliamo delle minoranze qui in Italia parliamo di lingue negate, ma in definitiva non parliamo mai di negazione dei diritti più elementari o di torture o di incarcerazioni. Invece in questi posti sì, la lingua c'entra, ma c'entra come parte di un complesso più ampio, dove viene negato tutto e quindi anche la lingua. Mentre qua in definitiva un friulano non ha nessun diritto meno di tutti gli altri italiani, devo dire. Lì la cosa è ben diversa, ecco. Quindi bisognerebbe farci caso e soprattutto interrogarsi su come si può fare. Ora,
in un certo modo, intendo dire, possiamo risolvere i problemi delle minoranze della Cina, però già conoscerle io penso che sia necessario per guardare la Cina in un altro modo, e anche perché quando prima dicevo la sinofobia, perché la gente dice ah ma guardi questi cinesi, però sono le stesse persone che non fanno una piega quando si parla di queste altre cose, quindi in definitiva allora bisogna cioè è un riflesso egoistico. Allora i cinesi danno fastidio perché hanno messo in circolazione, ammesso che sia vero, insomma, abbiamo spuntato che sia vero, una cosa che riguarda tutti, che riguarda anche chi parla, ma se fanno del male agli altri questo non interessa. Ecco, cioè, noi dovremmo cercare di capire che in definitiva, io mi ricordo che ero piccino, che venivano fatti i primi esperimenti nucleari nel Pacifico, dove persone del tutto inermi, pescatori che non avevano nessuna idea se non quella di pescare, insomma, di mangiare, così, sono stati travolti per sempre e adesso sono alla 6ª generazione di malattie, come si può dire, ereditarie, disfunzioni organiche. Mi chiedo, è meno grave di una pandemia? Oppure soltanto perché sta lontano e non ci ha toccato, è meno grave, ma per loro è stato lo stesso. Pensiamo. Grazie. Allora ringrazio tanto Alessandro Michelucci, perché a parte i 70 anni, ma in realtà è una splendida forma intellettuale, ci ha confermato alcune categorie che avevamo appreso dalla professoressa Tasa, ma altre categorie che abbiamo sentito che abbiamo imparato in anni frequentando Aurelia Gemì, al quale chiediamo di chiudere con 5 minuti, però purtroppo abbiamo solo questo di tempo. E io mi metto in coda a quello che ha detto Alessandro Michelucci, però un po' rovesciandolo, nel senso che in realtà ai friulani è vero che forse non c'è pericolo di torture o di cose di questo tipo qua, però come si è comportata l'Unione Europea e come si è comportata la Spagna nei confronti della Catalogna, che ha iniziato a chiedere qualcosa di più, non è che c'è stato anche del sangue. Sentiamo cosa ne pensa, oltre che delle repressioni e così via, e esiliati, incarcerati in violazione di ogni categoria giuridica. Sentiamo una testimonianza da Barcellona. Solo il microfono. Devo dirlo ai... Aureli, non si sente Aureli. Adesso si sente. Perfetto. No, non si sente ancora. Aureli non si sente, ecco, adesso si sente. Adesso si sente. Sì, adesso va bene. Però ecco, devi tenerlo così. Va bene, no, va bene. appena molli, così va bene. E no, succede qualcosa. Secondo me ti provo a impostare come relatore. Ti imposto come relatore, vediamo se... Vediamo, adesso? Sì, adesso va. Direi che adesso va bene. Allora, io vorrei sottolineare 2 o 3 punti, perché in 5 minuti è impossibile fare un riassunto. Prima di tutto mi è interessato moltissimo tutta l'analisi sull'intelligenza artificiale. È un grande progresso, ma anche un grande pericolo. È un grande progresso della tecnologia, è un grande progresso anche perché indica il futuro. Questo ha un costo enorme per le materie prime, ma comunque esiste come possibilità. Una delle possibilità è che diventi un strumento per aumentare l'autoritarismo nel mondo, ma anche è un'opportunità perché è una dinamica in costruzione. Questo per noi che stiamo lottando per la diversità è una grande opportunità.
Un esempio, il catalano è una lingua parlata per pochissimi milioni di persone, ma a livello di internet è nella lista delle prime lingue del mondo utilizzate. Allora abbiamo la possibilità di entrare, di contestare nella pratica questo grande pericolo che era l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie. Questo credo che è importante dopo aver sentito la conferenza sulle nuove tecnologie. Poi mi sembra che la grande idea è che noi dobbiamo lottare per una scelta democratica universale, per tutti, cioè per tutte le lingue ugualmente, versus una tendenza autoritaria che sta cercando di ridurre proprio la diversità, e questo lo vediamo soprattutto nella Cina. Da quello che ho sentito della Cina ritengo una cosa importante. Ultimamente soprattutto in Cina vediamo come adoperano le nuove tecnologie per reprimere. Per esempio c'è un concetto, questo è antico come concetto, ma adesso come concetto molto sviluppato, il termine di reeducazione. Reeducazione vuol dire che tutti devono diventare cinesi sotto il modello della Cina unitaria. Allora si fa tutto per perseguitare, per far capire che il cinese, non soltanto la lingua, ma il modello cinese è l'unico possibile, è il meglio del mondo. E quando vediamo tutti i metodi che stanno applicando, soprattutto nel Tibet, questo l'hanno fatto prima, ma adesso con gli uiguri, questo è veramente indica come la Cina sta indicando non soltanto un modello per la Cina, ma anche è una tentazione per molti altri stati nel mondo. Perciò dobbiamo essere svegli e dobbiamo essere più coscienti che mai, ma sapendo che le nuove tecnologie sono un'opportunità, un pericolo, ma un'opportunità. Ha un aspetto anche molto positivo per noi. Che anche, ecco, adesso si sente. Volevo dirti che hai scatenato un applauso, purtroppo non l'hai sentito, è partito un applauso da parte del pubblico, lo rifacciamo, grazie. Ecco, Aureli, le cose che ci hai insegnato e che abbiamo cercato di imparare e che ci hai anche riassunto con l'attualità delle cose che oggi ci confermano che i tuoi insegnamenti vanno avanti, e ti ringraziamo ancora perché veramente nonostante la distanza, nonostante il fatto che c'è qualche chilometro di distanza, veramente ti sentiamo vicinissimo qui al Friuli, ti sente anche la comunità di Udine, ti sente soprattutto le istituzioni persino di Udine. Il sindaco si scusa tanto e spera che riusciamo a collegarci venerdì pomeriggio all'ora che riusciremo, oppure lo facciamo sabato mattina, insomma dimmi tu, per fare un po' il punto su tutte queste iniziative che abbiamo fatto e per rilanciarne altre per i prossimi periodi, per il corso di geopolitica e di storia e per altre attività nelle quali ti vogliamo sempre coinvolgere, perché sei un punto di riferimento in Europa e non solo per la tutela delle diversità, diciamo, delle diversità a partire dall'Europa, ma anche nel mondo, come hai fatto con gli indigeni. Grazie ancora e chiudiamo proprio così questa tavola rotonda che mi pare sia riuscita molto bene. Grazie a tutti i partecipanti e ci rivediamo in una prossima occasione.